come ridire questo evento che già dal principio è così paradossale e contraddittorio rispetto alle logiche umane in generale, come ridirlo agli uomini e alla sensibilità di oggi? Stando a quello che lei dice mi vengono in mente due cose. Quella che è la logica di Dio e quello che è il messaggio che Dio manda attraverso la scelta, per usare la sua espressione, del pertugio. Allora, il pertugio è una discrezione che Dio usa nei confronti dell'umanità per essere fedele a se stesso, in quanto Dio vuole che ci sia una creatura libera e non vuole incidere sulla libertà dell'uomo, ma vuole proporgli un'umanità diversa dalle altre, che è l'umanità di Betlemme, che è l'umanità della mangiatoia, ma anche di una persona che partendo da questa piccolezza però sa imporsi, come ci dicono i Vangeli, come un'umanità piena. Questo è il messaggio che credo Dio voglia darci attraverso la logica della piccolezza, rispettare la libertà dell'uomo. Invece credo che voglia dire anche agli uomini un'altra cosa, cioè che le cose umane molte volte richiedono degli apparati esterni e molte volte non sempre corrisponde al valore, alla grandezza degli uomini l'apparato esterno. Quindi nel momento in cui Dio fa questa scelta vuole anche dire, affermare di fronte all'uomo che lui è Dio e che ha dei criteri diversi, e la finale di questa logica è la croce, dove Dio salva il mondo nella debolezza estrema di un'offerta umana. E guarda, immagini un pochino se nel rapporto uomo-donna, nel rapporto figli-genitori, padri-figli, madre-figlie, esistesse il Vangelo vissuto. Io penso che anche all'interno di quella famiglia, soprattutto nel rapporto relazione uomo-donna, quante cose si supererebbero, quante cose si relativizzerebbero e quante cose forse incomincerebbero a prendere dei profili invece di maggior rilievo all'interno della vita familiare. Due domande per chiudere propriamente, per tempo siamo giusti in mezz'oretta, questo è il suo primo Natale da patriarca. Allora, per quanto sia un po' complicato, naturalmente passiamo alla domanda dopo, insomma, c'è un'immagine, un volto, un'occasione, una circostanza che in qualche modo le viene in mente adesso e che caratterizza questi mesi della sua situazione di vescovo a Venezia? Diciamo nella domanda che non è la cosa migliore, la cosa, però no, alcune cose che mi sono rimaste impresse, ecco, queste posso dire che nell'imminenza del Natale, se mi vengono chieste, emergono, ecco, di primo acchito nella mia memoria, sono le visite che io sto facendo nelle parrocchie, soprattutto nei momenti, certo, della celebrazione eucaristica, anche nei momenti, soprattutto direi, dei colloqui con i gruppi dei collaboratori dei parroci, perché non è una vera e propria visita pastorale, quindi però il vedere come la gente si entusiasma, come la gente segue con grande attenzione e anche il tipo di domande e anche gli interventi che fanno sulla questione fondamentale di una comunità che vive veramente il Vangelo, vive fortemente il Vangelo legandolo proprio all'anno della fede. E poi direi un'altra cosa che mi colpisce, soprattutto quello che accennavo prima, certi parroci, che spero, ecco, che possano essere la maggioranza, io adesso conosco un po' poco, che veramente sono di grande riferimento non per qualcuno, perché lei capisce benissimo che intorno a tutti ci può essere una cerchia di 2 o 3 beneficiati, no? Perché mille motivi.
ma che sono veramente significativi come uomini di Dio sul loro territorio. Avranno i loro difetti, e forse più di uno anche, però persone che si spendono nel sacerdozio, e ripeto, non i 3 o 4 che qualsiasi persona ha 3 o 4 fans, ma persone significative per quello che hanno fatto, stanno facendo, al di là di quello che può essere anche il gruppo degli amici, dei simpatizzanti, perché non è certo una colpa avere degli amici o degli simpatizzanti. Ci racconta un ricordo del Natale della sua infanzia, come lo viveva in famiglia? Ma io di Natali in famiglia ne ho fatto, grazie a Dio, tanti, perché ho avuto la fortuna di avere i genitori fino al Natale scorso. Direi che è un po' questa forse la riflessione che al momento mi viene in mente. Un senso di gratitudine al Signore, perché c'è stato un periodo per cui il Natale per me era il regalo, aspettavo il regalo, credevo a Gesù Bambino. Immaginavo che Gesù Bambino venisse e io e mia sorella di 1 anno e mezzo più grande al mattino andavamo a vedere e chiedevamo a papà e mamma se avevano visto gli angioletti. Allora il Natale spazia, diciamo, da questo all'ultimo Natale in cui ho visto mio padre. Era già un po' che però mi chiedevo, in genere queste feste fanno un po' riflettere, no? Dicevo, sarà l'ultimo Natale? E anche l'ultimo Natale, il Natale 2011, è stato l'ultimo Natale con papà, che abbiamo ancora potuto vedere bene, ma era già 2 o 3 Natali che io mi interrogavo se sarebbe stato l'ultimo Natale che avrei trascorso con i miei genitori. Quindi, per rispondere alla domanda, ho un ventaglio di stati d'animo, un ventaglio di ricordi, e quindi direi che il ricordo che li lega tutti è una gratitudine al Signore, perché ricordo il Natale di quando per me papà era il riferimento, come i bambini pensano, no? L'uomo che risolve tutti i problemi. E l'ultimo Natale ho visto che papà era molto 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 fragile, e anche la mamma non è che... Allora questa diversità in cui però vede il nucleo del Natale, anche se le ho detto che quando ero bambino pensavo che Gesù Bambino mi portasse i doni, no? E l'ultimo Natale fatto a 58 anni, però credevo la stessa cosa, che Dio era più forte delle mie fragilità e delle mie paure. Certo, le fragilità, i timori di un bambino di 4, 5, 6 anni che crede in Gesù Bambino sono diverse dai timori, dalle preoccupazioni, soprattutto di una persona che sa anche che certe decisioni vanno molto al di là della sua persona. E quindi sono timori, preoccupazioni, fragilità diverse da prima, però quel bambino, quella culla, quella mangiatoia mi dicono oggi come allora, in un contesto direi di situazioni molto differenti dal punto di vista esistenziale, che c'è qualcuno che comunque sia mi garantirà oltre le mie fragilità.